Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Tragedia in una casa vacanza ad Acireale, uomo di 70 anni muore tra le fiamme, a prendere fuoco un cassettone in legno, gesto volontario o incidente, nessuna pista viene esclusa. Siracusa, colpi di bastone su un agente di polizia penitenziaria, forse per vendetta dopo le perquisizioni straordinarie degli ultimi giorni. I sindacati chiedono pene severe per i violenti. Le pallavoliste intossicate da monossido di carbonio nel Catanese stanno meglio, ma la gara tra Volley Zafferana e Milazzo finisce in tribunale. La procura ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose. Natale a Catania, mercatini e luminarie richiamano turisti e cittadini. Le immagini della città dall'alto regalano una suggestiva cartolina. La magia del presepe napoletano rivive ad Acireale, nel Catanese, nella cripta della chiesa di San Sebastiano, la più grande e storica costruzione natalizia del sud Italia. Singolare festa dell'Immacolata a Calatafimi, Segesta, quando ancora doveva albeggiare, ha preso il via la processione con il simulacro della Madonna. Calcio, il Palermo vince e convince a Empoli e si rilancia in classifica. I toscani dell'ex Dionisi battuti per 3-1 con una doppietta di Poyampalo. Serie C, classifica e numeri danno ragione al Catania capolista. Ancora 2 gli appuntamenti prima del Giro di Boa. Domenica a Potenza e poi in casa contro l'Atalanta, Under 23. Bentrovati e buona festa dell'Immacolata. Apriamo con una tragedia che si è consumata ad Acireale nel Catanese, dove un 70enne è stato trovato morto nella camera di una struttura adibita a casa vacanze ad Acireale. L'uomo è stato avvolto dalle fiamme, ancora si sta indagando per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente domestico. Eva Spampinato. Sono venuta la polizia, i pompieri che hanno chiesto, così diciamo in giro, per vedere se era tutto a posto, perché giustamente qui si è rischiato pure che la cosa degenerava, no? Un gesto volontario o un incidente domestico, non si esclude ancora nessuna pista. Quello che si sa è che la tragedia più grande è stata evitata. Un 70enne di Acicatena ieri pomeriggio è stato trovato morto all'interno della sua abitazione in questa struttura di Acireale adibita a casa vacanze, dove era in corso un incendio. A prendere a fuoco sarebbe stato un cassettone in legno. I carabinieri non escludono che sia stata proprio la vittima ad appiccarlo. Alloggiavo qui come casa, non come casa vacanza. Una persona molto distinta, una persona tranquilla. Poi le cose non si sanno mai, le persone possibilmente prese dalla tristezza hanno fatto questo gesto, però può essere che è stato un incidente, può essere che è stato un gesto invece volontario. L'uomo era separato con figli e pare che in passato avesse tentato di togliersi la vita. Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un gruppo di detenuti a colpi di bastone, ferite in diverse parti del corpo e prognosi di 15 giorni. I sindacati chiedono pene severe per i detenuti violenti. È avvenuto a Siracusa, ci racconta tutto Francesco Aloi. I detenuti uniti contro un agente di polizia penitenziaria. È l'ennesima aggressione, forse anche premeditata, nel carcere Cavadonna a Siracusa, che per la brutalità poteva finire nel peggiore dei modi. I sindacalisti parlano di un vero e proprio pestaggio. È successo che 2 detenuti hanno aggredito un agente, prima è partito un detenuto e poi l'altro si è accodato prendendolo a colpi di legno, quindi hanno lasciato il collega, insomma gli hanno fatto parecchio danno. L'agente è stato portato d'urgenza all'Umberto I. Sul suo corpo i segni ben visibili, tra tante ecchimosi, ferite al volto e danni all'orecchio, timpano incluso. Tutto è accaduto nel blocco 10 che però da qui non si vede. Lì ci sono i detenuti considerati più violenti. Pensiamo possa essere anche legato a queste perquisizioni straordinarie che sono state effettuate negli istituti dove sono state trovate droga, hanno ritirato telefonini e quindi può anche essere che sia anche quello. Ogni volta sembra un film visto e rivisto. Una situazione che dice chi lavora nelle carceri non può più continuare. E così si invocano pene pesanti per i detenuti violenti. Abbiamo chiesto più volte la riapertura del carcere di Pianosa e considerare le aggressioni come atto ostile allo Stato, quindi come atto terroristico. Perché il problema riguarda un po' tutti i penitenziari della Sicilia e non solo. No, allora, le aggressioni avvengono nei penitenziari in tutta Italia, non si sono fermati, sono una fase costante in evoluzione.
Stanno meglio le pallavoliste intossicate da monossido di carbonio, ma la gara tra SD Volley Zafferana e Milazzo è finita in tribunale. La Procura etnea infatti ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose. Tonino De Mana. Fortunatamente abbiamo scampato una tragedia, stiamo tutti molto meglio e rimane solo l'amaro in bocca di quel che sarebbe potuto essere, ma fortunatamente non è stato, quindi guardiamo avanti con un'altra ottica e vi rinnovo i ringraziamenti. Sta bene, rassicura e ringrazia tutti Maria Laura Panetta, l'atleta del volley 96 Milazzo, colta da malore durante la gara con la SD Zafferana Volley per le esalazioni da monossido di carbonio. Di sicuro qualcosa al palatenda di via Manzoni non ha funzionato ed il riferimento all'impianto di riscaldamento finito sotto sequestro dopo un'accurata relazione dei vigili del fuoco. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, ipotizzando il reato di lesioni colpose. Oltre a Maria Laura Panetta, altri 14 sono finiti in ospedale, per 8 è stata addirittura attivata la camera iperbarica. Situazione inaccettabile per Danilo Lizio, presidente della SD Pallavolo Zafferana, squadra militante in Serie B2 ma costretta ad emigrare a Ragalna. Avendo fatto una richiesta ufficiale al Comune con una PEC di giugno 2025 non ho avuto alcuna risposta in merito alle autorizzazioni del palatenda. Evidentemente queste autorizzazioni non ci sono, anche perché se ci fossero e io non hanno informato la squadra più titolata del paese e quindi ha impedito di giocare a Zafferana, sarebbe credo ancora più grave. È un fiume in piena Lizio, secondo cui il palatenda non doveva neanche aprire i battenti. Credo anche che al di là degli impianti che sono all'interno del palazzetto ci sia anche un problema all'esterno, perché ho sentito tante volte i vigili del fuoco dirmi che le vie di fuga non sono assicurate. La partita tra ASD Volley Zafferana e Milazzo, ferma sul punteggio di 1-1 e con il parziale di 3-5 a favore della squadra ospite, proseguirà in tribunale. Il PD della Sicilia ha depositato un esposto nelle procure della Repubblica dei 9 capoluoghi di provincia dell'isola sulla selezione degli autisti soccorritori del 118, un bando da circa 15 milioni di euro con 759.530 euro di ricavi previsti per la società aggiudicataria del servizio di selezione e per cui la società Temporary ha presentato un ribasso del 99,57% rinunciando a oltre 750.000 euro di margine. Sempre più siciliani scelgono i mercati rionali per acquistare frutta e verdura, tentando di arginare il caro prezzi con l'inflazione che pesa sempre di più nelle tasche dei siciliani e dei consumatori. Sentiamo Francesco Aloi. Ormai ci siamo quasi abituati, tutto costa di più, dal carburante all'olio da cucina, dalla pasta alla pizza. Per questo, quando siamo alla cassa e mettiamo mano al portafoglio, la parola che viene subito in mente è inflazione. Cambi 50 euro, compri 2 cose, giornalmente non ne hai più, quindi il caro vita va che è una bellezza. Per provare a risparmiare un po' su frutta e verdura, in molti scelgono il mercato. La gente che va cerca sempre di risparmiare, perché oramai non ci può arrivare neanche a fine mese, grazie ai nostri politici italiani. I prezzi sono aumentati anche qui, sì, però in modo più contenuto rispetto alla grande distribuzione. Al mercato ovviamente i prodotti del nostro territorio ci fanno risparmiare tanto, il supermercato ormai tra l'altro non sono mai prodotti quasi nostri, quindi conviene ovviamente il mercato. Così è facile prevedere che fino ai giorni delle grandi abbuffate tra pranzi e cenoni i mercati rionali diventeranno sempre più affollati, a caccia dell'affare. Meglio ancora sarebbe quei mercati in cui c'è la presenza della vendita diretta da parte dei contadini. Quando si va a fare la spesa, meglio seguire alcuni piccoli consigli. Comprate solamente quello che vi serve. Guai fare degli sprechi, perché poi quegli acquisti, se non li consumate, andranno a male. Adesso una breve pausa e poi apriremo una pagina tutta dedicata al Natale. A tra poco.
Adesso vi mostriamo delle belle immagini di Catania girate dall'alto. Con il lungo weekend dell'Immacolata si è aperto ufficialmente il periodo delle celebrazioni in vista del Natale e del Capodanno. E a Catania oltre 100.000 le presenze in centro per visitare mercatini e percorrere le vie dello shopping. Vediamo assieme a Orazio Longo. Le immagini suggestive del drone che vola su via Etnea, piazza Università e piazza Duomo a immortalare l'atmosfera natalizia per questi giorni della festa dell'Immacolata a Catania. Centro storico affollato, oltre 100.000 presenze, fa sapere il comune, tra sabato e domenica hanno riempito le vie principali alla volta dei mercatini, allestiti in piazza Università e nelle strade adiacenti di Montesano e Minoriti, con il grande albero alto 22 metri a fare da polo di attrazione attorniato dalle luminarie che illuminano via Etnea e l'intero circuito dello shopping. A completare il colpo d'occhio il rinnovato prospetto di Palazzo degli Elefanti in piazza Duomo con la nuova illuminazione artistica del municipio e di Palazzo dei Chierici. Negozi aperti fino a tarda sera, così come i ristoranti La Metropolitana, funzionante eccezionalmente fino all'1 di notte, servizio straordinario predisposto dalla polizia locale, in particolare nell'area di via San Giuliano parzialmente chiusa al traffico con separazione tra i percorsi pedonali e la viabilità residua. Con l'Immacolata si è aperto ufficialmente il periodo natalizio che prevede diverse iniziative messe a punto dal Comune e dal Consiglio Comunale in programma fino a gennaio a partire dai concerti, in particolare quello tradizionale del 31 dicembre in piazza Duomo e altri itineranti agli spettacoli di marionette e burattini, novene, la notte bianca tra i musei e poi la solidarietà dal centro alle periferie. Il presepe napoletano del Settecento, arte e storia arrivano ad Acireale per accompagnare i visitatori nel periodo natalizio in un viaggio tra cultura e religione. Nella cripta della chiesa di San Sebastiano si potrà vedere il più grande presepe storico da Napoli in giù. Lo ha visitato in anteprima per noi Eva Spampinato. Considerato il presepe più grande a sud di Napoli perché è costituito da 150 personaggi e racconta la Napoli del Settecento, quella di Carlo III di Borbone. Tra le tradizioni più amate del periodo natalizio in Sicilia sicuramente c'è quella della visita al presepe, che di solito si fa in compagnia, in famiglia, con gli amici, un momento di aggregazione attorno alla figura della Natività. Ma quello esposto all'interno della cripta della chiesa di San Sebastiano ad Acireale è senza dubbio molto particolare. Racconta più che la natività di per sé, la Napoli dell'epoca, quindi i vari personaggi che popolavano l'ubriacone con i danzatori, i due giocatori di carte, Zi Vicenzo e Zi Pascale, sono due uomini che giocano la più classica delle partite, quelle tra la vita e la morte. Una bella occasione per scoprire da vicino la storia, l'arte, la cultura e tutte le particolarità che rendono unico il presepe napoletano. Non tutti sanno che a Napoli, anzi a San Gregorio Armeno, nel pieno del Settecento, il presepe divenne una vera e propria opera d'arte. Le statuette sono alte circa 30 cm e sono realizzate con un fantoccio, le mani e i piedi e la testa sono in terracotta, gli occhi sono in vetro e poi sono abbigliati, vestiti effettivamente come se fossero delle marionette. Realizzeremo anche delle visite teatralizzate, quindi impersonando Carlo III di Borbone, Pulcinella e tutti i personaggi del presepe, quelli più caratteristici naturalmente. Abbiamo in mente anche un mystery game da svolgere proprio all'interno della cripta, alla scoperta insomma di un mistero che si svolgerà all'interno, e poi alcune degustazioni, respirare e vivere appunto Napoli come se ci trovassimo lì. Oggi festa dell'Immacolata, la più mattiniera processione d'Italia è ritornata anche oggi a Calatafimi, Segesta. La città si è svegliata al suono delle campane di San Michele per la processione della Madonna. Alle 4:30 del mattino il borgo si è illuminato grazie a tantissime fiaccole, ma ci dice di più Laura Spanò. Si è rinnovato ancora una volta il rito della processione notturna per le vie di Calatafimi Segesta delle effigie di colei che affettuosamente e con devozione i fedeli chiamano Maculatedda per via delle ridotte dimensioni della statua. Fede, storia, folklore, c'è tutto questo nella suggestiva processione che inizia alle 4:30 di mattina dell'8 dicembre e a quell'ora che dopo lo scampanio delle campane della chiesa di San Michele un lungo serpentone di fuoco alimentato dalle tipiche ciaccole di Disa all'Ampeloderma dà il via alla processione più mattiniera d'Italia del simulacro della Vergine, un serpentone umano che si snoda attraverso le vie del centro storico tra due ali di folla, una processione a cui partecipano piccoli e grandi
grandi in un contesto reso ancora più esclusivo ed emozionante dalle vuciate alle invocazioni rivolte alla Madonna, un compito affidato ai ragazzi con voci possenti. La processione continua a essere punto focale di aggregazione non solo per i calatafimesi, ma anche un richiamo per tantissimi turisti che arrivano da tutta la Sicilia e non solo e che riempiono il piccolo borgo. Alla fine della processione, quando il simulacro è stato riportato a spalle nella chiesa di San Michele, c'è il luogo finale di quello che è rimasto delle ciaccole. Adesso una breve pausa e poi un'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, partiamo dalla Serie B. Il Palermo sbanca il Castellani di Empoli e si rilancia in classifica. I toscani dell'ex Dionisi sono stati battuti per 3-1. Ancora una doppietta c'è stata per Poyampalo. Marco Gullà. Questa volta il Palermo risponde presente e traccia la strada della continuità. Rosanero che espugnano Empoli con il risultato di 3-1. Vittoria netta e convincente che mette il turbo al Palermo. Un successo importante, fondamentale, che la formazione di Inzaghi ha strameritato, subendo l'Empoli solo nella prima parte del secondo tempo. Ancora una volta un Joel Poyampalo decisivo con 2 reti al suo attivo che, unite a quella d'apertura di Leduaron, sigillano un risultato che consente a Rosanero di tornare alla vittoria in trasferta e soprattutto fare un bel balzo in avanti in classifica. Inzaghi tiene ancora in panchina Brunori, sulla tre quarti ci sono Palumba e Leduaron alle spalle di Poyampalo. Il gol arriva dopo soli 7 minuti. Palumbo vede in verticale Leduaron che di sinistro in diagonale mette in rete 0-1. Il Palermo tiene al guinzaglio l'Empoli dell'ex Dionisi, così dopo pochi minuti arriva il raddoppio, angolo di Ranocchia, Ceccaroni spizza di testa e Poyampalo dal nulla arriva e indirizza in porta la palla del 2-0. Il Palermo gioca con audacia e sicurezza, però non riesce a sferrare il colpo decisivo. Nella ripresa l'Empoli accelera, Joronen fa un grande salvataggio sulla botta sicura di Moruzzi, parata prodigiosa. Inzaghi cambia Vasic e Gomez per Leduaron e Segre. L'Empoli torna in gara con il gol di Pellegri. Fantasmi che aleggiano sui siciliani. Pellegri è ancora pericoloso 2 volte. I titoli di coda però li lancia il solito Poyampalo in area di rigore, killeristic da posizione ravvicinata non sbaglia, 1-3 e 3 punti d'oro per il Palermo. Siamo molto contenti, sapevamo che era una partita difficile, c'era da soffrire, l'abbiamo fatto, abbiamo creato tanto e ci prendiamo questa vittoria e siamo molto contenti. 7 punti in 3 partite, il Palermo può iniziare a sperare di poter riagganciare il treno della promozione diretta. In Serie C i numeri premiano il Catania che si candida alla promozione diretta in Serie B. Solo il Benevento, vittorioso sul campo della Cavese, tiene il passo dei rossazzurri. Sergio Colosi. Classifica e numeri danno ragione al Catania capolista, che al tramonto della 17ª giornata ha assaporato a lungo la prima fuga vanificata dal gol di Simonetti nel finale di Cavese-Benevento. Ed è proprio la formazione sannita a 2 lunghezze la principale inseguitrice dei rossazzurri, mentre a 5 si stacca la Salernitana, fermata sul pareggio dal Trapani con una sola vittoria in 6 giornate, a testimoniare la crisi granata. A fare l'andatura però è sempre il Catania, che ha superato in scioltezza il Crotone vincendo 4 degli ultimi 5 incontri e con una difesa blindata, un solo gol subito, quello di Cagliazzo nella trasferta di Casarano, addirittura 13 clean sheet su 17 gare stagionali. È un Catania ben organizzato e di qualità, che all'occorrenza sa soffrire ed essere operaio, ma anche letale e tambureggiante trascinato dal pubblico del Massimino. È un primato con firma d'autore, Mimmo
Timo Toscano, uno che non ha mai sbagliato 2 campionati di fila. Con un'infermeria sempre affollata, il tecnico calabrese ha trovato soluzioni e alternative vincenti, compreso l'ultimo spostamento a sinistra di Lunetta. Ancora 2 appuntamenti prima del Giro di Boa. Domenica a Potenza e poi in casa contro l'Atalanta Under 23. Per la prossima gara torna disponibile Di Tacchio, che ha scontato la squalifica. Maggiore minutaggio per Raimo e soprattutto per Caturano, il grande ex di giornata. Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata.